Buonasera ai nostri telespettatori di TVA Televideo Agrigento sul canale 92 in tutta la Sicilia, ma anche in streaming su televideoagrigento.tv. Continuiamo i nostri incontri relativamente al Covid-19 dopo aver sentito vari sindaci, amministratori locali, politici, medici e operatori del settore. Ora sentiamo un professore, il professore Di Natali in biomedica, un professore che si dedica, giornalista, collega, che è anche nostro collaboratore. Ecco, come ha affrontato questi 2 mesi di lockdown, ma io preferisco chiamarlo isolamento, mi piacciono le parole italiane. Ecco, un momento sicuramente storico per la nostra nazione, nessuno si poteva immaginare che un virus, un microbo nascosto, insomma, poteva causare questo danno, cosiddetta pandemia, in tutto il mondo. Professore Di Natale, il suo punto di vista mi farebbe tanto piacere. Beh, il mio punto di vista, come ho avuto modo nelle scorse settimane di mettere in risalto, è il seguente. Se il governo, che ha un organismo proprio che dipende dal Consiglio dei Ministri, e cioè il Comitato Nazionale per la Bioetica, se avesse consultato fin dall'inizio questo comitato di cui il governo dispone, certi errori non si sarebbero fatti. Errori, devo dire, diciamo errori. E questo, a mio avviso, è stata una delle lacune di questo governo, perché sul problema della pandemia, sia nella fase iniziale sia nella fase successiva, sono intervenuti in tanti. Basta che noi andiamo a vedere ogni sera tutti gli interventi di giornalisti e non giornalisti, di esperti o meno, che sono intervenuti, però guarda caso, per me è un fatto grave, non è mai stata presente un bioetico. Il compito del bioetico è quello di valutare le scelte che si devono fare e li valuta avendo come fine, come punto di riferimento il bene di ogni cittadino. Se il comitato, se il governo avesse ascoltato, sentito il Comitato Nazionale per la Bioetica, certi errori non si sarebbero fatti. Professore, scusi, ecco, dimenticavo la sua specializzazione in bioetica, le chiedo scusa, ma voglio con l'occasione, ecco, nella presentazione mi era sfuggita. Ecco, vogliamo vedere per magari questi errori. non sa di questo settore, di cosa si occupa esattamente la bioetica? La bioetica la parola bioetica. Bio significa la vita, etica il comportamento umano, come l'uomo si deve comportare dinanzi alla vita in genere e come si deve comportare l'uomo dinanzi alla medicina e come l'uomo si deve comportare nel momento in cui l'uomo si trova in determinate situazioni di malattia. Ed esempio, entrando nel concreto, cosa bisognava fare affinché, ad esempio, il fenomeno della pandemia non assumesse quella dimensione che purtroppo ha assunto. Senta, questi 2 mesi di isolamento, secondo lei, nell'opinione pubblica, nella gente, come... No, io vorrei, Cantella, direttore, io vorrei mettere in risalto, se me lo consenta, soltanto 2 errori iniziali che allora furono fatti. Prego, prego. Il primo errore è stato questo: quando si disse che tutto sommato la pandemia avrebbe colpito il 2-3% della popolazione e questa percentuale
riguardava le persone anziane. Questo è stato un gravissimo errore di comunicazione e dunque di comportamento, perché nel momento in cui si disse che avrebbe colpito un 2-3% e anziani ottantenni con patologie, questo vuoi o non vuoi, e l'abbiamo avvertito tutti, e siamo metà febbraio. Stare fermo con la carta perché disturba l'audio, grazie. Prego. Questo portò ad un atteggiamento di superficialità, soprattutto nei giovani. I giovani alla fine disse: vabbè, se colpisce gli anziani con determinate patologie. Ora, questo atteggiamento è stato molto grave, perché l'anziano, anche se abbia l'età di 80 anni e passa, anche se si trova dinanzi a determinate patologie, è sempre una persona umana che va tutelata, va difesa. Anzi, se noi dobbiamo tutelare le persone, queste persone da tutelare devono essere prevalentemente quelle più fragili. Questa errata comunicazione indusse a un atteggiamento superficiale, tanto è vero, per rimanere qui nell'ambito agrigentino, che nei primi di marzo, un sabato, tutta San Leone era piena di giovani. Ora, evidentemente questo non è da accettare. La seconda, grazie a Dio, almeno dalle notizie che noi abbiamo avuto, non si è verificato in Italia, ma non so fino a che punto non si sia verificato. Non abbiamo notizie, ma ciò non significa che non si sia verificato. Cioè, mi chiedo come si siano comportati gli operatori sanitari nel periodo in cui non c'erano posti a disposizione per accogliere gli ammalati in terapia intensiva, e dunque il problema della scelta. Accogliere un ammalato in terapia intensiva significava salvavita. E allora mi chiedo, quanti di queste persone anziane probabilmente sono state scartate? E dunque, perché era una persona anziana, non ritenevano magari probabilmente di non farla accedere ad un salvavita come la terapia intensiva. Allora, in questo caso, non dico che qui sia successo in Italia, però ad esempio abbiamo notizie che altri paesi hanno fatto una linea guida in cui si metteva in evidenza il rifiuto di far accedere a quelle persone anziane alle terapie intensive. E questo è un fatto grave, perché consente di far capire la persona anziana come una persona di scarto e senza valore. Questo non è giusto, non fa parte di una cultura che abbia a cuore il rispetto della persona umana. L'Italia, grazie a Dio, è uno Stato la cui Costituzione ha il fondamento sulla dignità della persona umana e sul rispetto di qualsiasi persona umana, dall'inizio fino alla fine. Un'altra considerazione, tutti l'abbiamo sottovalutato l'inizio del coronavirus, devo dire anche personalmente, i primi giorni, insomma, eravamo un po' tutti così, un po' superficiali, un po' miscredenti che potesse questa pandemia, ricordo anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonostante in Cina morivano centinaia erano colpiti da questo virus migliaia di persone, Wuhan fu isolata, ricordo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità fece trascorrere almeno 10 giorni prima di dichiarare la pandemia. Questo è stato un gravissimo errore da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Esperti a livello mondiale, se già una nazione come la Cina, da cui è partito lì il virus, insomma, e si sono persi 10 giorni, per cui poi il messaggio è arrivato in ritardo anche da noi. Ecco perché poi c'è stata questa evoluzione del virus, perché forse se i tempi si accorciavano, magari, ecco,
il virus si sarebbe un po' limitato poi con tutte le norme, le restrizioni che si sono prese. Dottor Candela, stiamo parlando di 32.000 morti in Italia e non stiamo parlando di 32 o di 320 o di 3.200, 32.000 morti e ancora continua a salire. Allora ancora io mi chiedo, potevano questi morti essere evitati? Ecco perché il bisogno del governo di consultare subito il Comitato Nazionale per la Bioetica. Stiamo parlando di 32-33 mila morti e non si arresta. Il dovere di un governo di consultare questo Comitato Nazionale per la Bioetica. Perché? Io mi sono chiesto e mi chiedo, fu la vicenda presa in sottobanco con una certa superficialità? È una domanda che noi ci dobbiamo rivolgere ieri come oggi e come sempre. Purtroppo prendere delle precauzioni simili a quelle della Cina comportava un rischio, un disagio economico. Non c'è dubbio. Allora la domanda che io mi pongo: in questi casi bisogna far prevalere subito la salute dei cittadini e dunque il rispetto della dignità della persona umana, l'integrità della persona umana, anche degli anziani? E poi guarda caso non sono tutti gli anziani a morire, anche giovani sono morti. Un mio amico originario di Santa Elisabetta, cinquantenne, di sana salute, è morto. Allora, nel momento in cui si sparse la voce, si diffuse la voce dell'epidemia che poteva diventare pandemia, bisognava far prevalere il valore della salute dei cittadini o il valore economico, commerciale, finanziario. Io penso che la superficialità sia riconducibile alla seconda soluzione. Non dimentichiamo che proprio l'Inghilterra, Johnson, il premier, ha detto: beh, alla fin fine conviene scegliere che tutta l'Inghilterra sia colpita e dunque immunizzata, anche se ci saranno dei morti. Ma scherziamo? La dichiarazione di premier inglese Johnson certamente aveva una valutazione etica, aveva un principio etico, un riferimento etico, ed era l'economia. Cioè lui pensava più al problema economico e non alla salute dei cittadini. Io ritengo che il problema economico è importante perché le persone devono mangiare. Tuttavia io ritengo che tra le due priorità bisogna scegliere la priorità della salute dei cittadini. Perché? Vuoi o non vuoi, quello che mi è piaciuto, caro dottor Cantella, in questo periodo difficile per tutti, è aver scoperto lo spirito di solidarietà. Nessuno è morto di fame, nessuno. Il pane quotidiano l'abbiamo avuto tutti. Forse nessuno ha messo bene in evidenza quello che è avvenuto a livello nazionale, e cioè lo spirito di solidarietà, soprattutto dalle Caritas parrocchiali e diocesane. Le parrocchie furono chiuse, ma la Caritas di ogni parrocchia è stata aperta, e quello che hanno fatto le Caritas parrocchiali, e cioè i cittadini italiani, è encomiabile. Nessuno è morto di fame, nessuno. Allora, cosa voglio dire? In questi momenti difficili bisogna fin dall'inizio far prevalere la dignità e la salute dei cittadini, cosa che non è avvenuto purtroppo. Beh, vediamo che un po' tutti i grossi, anche lo stesso Trump è stato un po' molto scettico
nell'accettare la pandemia. Poi abbiamo visto che insomma cosa sta succedendo negli Stati Uniti d'America, dove Negli Stati addirittura Uniti proprio c'è una pandemia totale. Perché c'è stata una grossa leggerezza da parte di Trump nell'accettare il virus, Quindi, e stiamo vedendo ancora che in America ha superato, i morti addirittura sono di gran lunga maggiori rispetto a tutti, cioè è il primo paese, diciamo, come morti, insomma, no? Gli Stati Uniti oggi registra quasi 90.000 morti, e pensare a quelle fossi comuni che hanno scavato a New York come anche in altre parti di America, e pensare che quelle fossi comuni potevano essere evitate è veramente triste. Ed era possibile evitare se subito, in modo immediato, gli stati si fossero attivati sul modello cinese. Mi permetto, caro dottor Candela, di fare un'osservazione. Verso la metà di febbraio, tutti i negozi cinesi presenti in Italia dall'oggi a domani chiusero tutti, e noi ci abbiamo un po' riso sopra. I cinesi hanno chiuso i negozi perché nessuno vuole andare dai cinesi a comprare la merce, perché si riteneva che la merce, guarda caso, venisse dalla Cina e dunque portassero il virus. I cinesi allora, vedendo che nessuno veniva a comprare la merce, chiusero. Lettura totalmente sbagliata. I cinesi nella metà di febbraio chiusero in modo categorico in tutta Italia perché dalla Cina arrivò un segnale: chiudete tutto immediatamente perché in Europa non capiscono nulla della tempesta che si sta abbattendo. In Europa si sta abbattendo non una tempesta, un tornado, e tutti sono lì a scherzare, a giocare, addirittura a non capire quello che sta avvenendo. Addirittura i governanti dicevano di andare a mangiare la pizza tranquillamente e di andare dai negozi cinesi a comprare gli oggetti o andare dai ristoranti cinesi, e si lamentavano perché i ristoranti cinesi fossero chiusi. Rendo l'idea, cioè dalla Cina arrivò un segnale: chiudete tutto, e i cinesi chiusero tutto, non perché non vendevano, ma perché avevano già un mese prima la consapevolezza del tornado, della tragedia che si stava abbattendo in Europa e in Italia. Infatti, comunque ci sono responsabilità che insomma, si danno alla Cina, che anche loro insomma, hanno perso del tempo prima di comunicare la notizia. Forse insomma, i cinesi anche lì hanno le loro responsabilità, e magari non l'abbiamo capito, questo cosa che lei ci sta facendo notare, che i ristoranti, insomma, le attività commerciali cinesi hanno chiuso nel periodo di febbraio. Però è chiaro che insomma, quello che si pensa è che la Cina abbia perso del tempo prima di comunicare la pandemia, così come ha temporeggiato anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi a cascata anche noi, i cittadini, i governanti, insomma, effettivamente non c'è stato quel tempismo, perché nessuno poteva immaginare che una simile pandemia, insomma, arrivasse a questo punto. Il ricordo più triste, secondo me, di questi 60 giorni personalmente, ma ho visto che è un po' il ricordo comune di tanti amici, di tanti familiari, è quello della colonna di camion dell'esercito che trasportava tanti morti, tante persone anziane che magari, ecco, nelle sale, come diceva lei all'inizio, nelle sale rianimatorie non hanno trovato spazio. Questa è stata, secondo me, l'immagine più straziante che uno, insomma, difficilmente potrà dimenticare. Professore Di Natale, ecco, volevo anche ieri ho sentito un'intervista di una responsabile dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che il Covid purtroppo, oltre, diciamo, lascerà
ha lanciato un allarme sui rischi della salute mentale, le preoccupazioni, la gente diciamo ha avuto paura, sta avendo paura anche da un punto di vista economico, ecco, di stare attento anche a questo aspetto, che sarà molto importante, in quanto lascerà una traccia all'interno della psiche umana. Sì, io ecco, rispondo giustamente e santamente a quanto lei dice sull'aspetto coronavirus e psicologia. Poi desidero, se sia possibile, anche il problema delle mascherine, se lo ritiene opportuno. Certo. Allora, per quanto riguarda il rapporto coronavirus psicologia, non c'è alcun dubbio che dove il virus si è diffuso in modo più tragico, non c'è dubbio che avrà una ricaduta negativa nella psiche delle persone. Perché? Perché fu, e ancora purtroppo oggi lo è, la minaccia da un momento all'altro di essere infettati e di entrare in una terapia intensiva e magari di non uscirne. Per cui questo ha creato paura. La paura non si elimina dall'oggi e domani. Io a tal proposito porto una testimonianza che pur distanze nel tempo possa oggi essere di aiuto per capire l'incidenza che la paura ha nella coscienza e dunque nella psiche delle persone. Mia madre, che visse la seconda guerra mondiale abitando in una città pesantemente bombardata come Palermo, mi raccontava, e dunque la paura che viveva sempre, quando di notte suonavano le sirene e dunque arrivavano gli aerei americani per bombardare la città, e di notte si alzavano e correvano per i rifugi. Si capisce, soprattutto per chi è una persona giovane, la paura di sapere che da un momento all'altro cadessero le bombe. Ebbene, mia madre ogni tanto mi raccontava questo episodio di guerra e mi diceva: io non sarei più nelle condizioni di vivere un'altra tragedia simile. Ora, qui noi nel sud abbiamo vissuto e stiamo vivendo la tragedia del coronavirus. Certo, i dati sono confortanti, soprattutto in Sicilia, dove si registra ogni giorno, si registrano 12-10 casi, alla fine non dovrebbero, ma ci possono stare. Per cui la paura è relativamente anche in riferimento al territorio, ma tengo presente in questo momento le zone del nord, dove la paura incide moltissimo e certamente avrà una ripercussione nella psiche delle persone. E ancora i numeri purtroppo al nord sono consistenti, ancora si parla di 400-500 casi al giorno. E non sono pochi, No. Sono pochi. Questo che significa? Che quando terminerà, e lo speriamo al più breve tempo possibile, il coronavirus, le relazioni sociali non ritorneranno dall'oggi a domani così come lo erano prima. Cioè il comportamento della distanza di 1 metro, 2 metri, per un po' di tempo ce lo porteremo dietro. Il tentativo di vedere che l'altra persona abbia la mascherina, attenzione, questo ce lo porteremo dietro, perché ritorno a dire che non si ritornerà dal punto di vista comportamentale, dal punto di vista della psiche, alla normalità dall'oggi a domani. Saranno degli strascici che
noi necessariamente dobbiamo portarci dietro. Professor Di Natale, ecco, questo ultimo scorcio di trasmissione vorrei dedicarla a un argomento a lei molto caro che diciamo costantemente, quotidianamente lei invade le redazioni, gli articoli dei giornali, insomma i social, che è quello dei cattolici in politica. Ecco, secondo Sì, lei prima... non è un po' anacronistico parlare di questo argomento? No, Ormai diciamo i cattolici dottor in politica una Candela, volta facevano riferimento ad un unico partito che era la Democrazia Cristiana, ora il mondo della politica è completamente cambiato, modificato. Ecco, le do questa possibilità di parlare di dottor questo argomento. Candela, sì, volevo fare una precisazione sul problema delle mascherine. Prego. Beh, io dico questo, è un appello che faccio soprattutto alle farmacie, è un appello che faccio soprattutto ai farmacisti cattolici. È tutta una polemica perché alla fin fine, vendendo le mascherine, almeno mi è stato detto, loro non avevano quel margine di guadagno giusto, legale per legge, anzi addirittura vendendo a quell'importo imposto dal governo si perdevano. Io faccio questa mia considerazione, dottor Candela, è una mia considerazione, per carità. Ora, le farmacie hanno avuto l'opportunità di esprimere un alto senso di solidarietà. In una farmacia, quante centinaia e centinaia di prodotti si vendono? Dove loro ci guadagnano. Ora, che in un prodotto loro possano non guadagnarci o addirittura perderci qualche soldo, alla fin fine lei che è stato un commerciante, lei che ha una mentalità commerciale finanziaria, lei mi insegna che alla fine della giornata che si fanno i conti, cioè mi pongo nelle condizioni. Alla fin fine quelli che frequentano la farmacia sono, vuoi o non vuoi, le stesse persone, più o meno sono quelle le stesse persone, possono essere quelle 300 persone, 400 persone. Io non penso che 300-400 persone ogni giorno vadano a bussare per la mascherina. Alla fin fine in una giornata forse sono un centinaio di mascherine che ti chiedono. Bene, quanto puoi perdere vendendo un centinaio di mascherine al giorno? Il rapporto all'incasso che tu puoi avere durante la giornata con le altre centinaia e centinaia di prodotti che vendi. E allora cosa voglio dire? Per me è stato un comportamento eticamente da non condividere questa polemica. Io penso che il farmacista avrebbe dovuto addirittura ai propri clienti, pazienti, regalare la mascherina, regalare, e non fare tutta questa polemica inutile che certamente regalandola o vendendola a un prezzo imposto dal governo non comporterebbe un fallimento dell'azienda. Questo mi dispiace, e mi dispiace con amarezza. Bene, allora quest'ultima parte della nostra discussione vorrei riservarla a questo aspetto dei cattolici in politica. Lei costantemente, come dicevo poco fa, ci inonda di comunicati, interviste, organizza spesso tavole rotonde, e allora la mia domanda è: non è un po' fuori tempo parlare dei cattolici in politica quando ormai, diciamo, i riferimenti all'ADC sono passati, il mondo della politica ormai è completamente cambiato ed è in evoluzione giorno dopo giorno? Ecco, forse lei rincorre un'esperienza più affettiva che sostanziale. Allora, domanda molto complessa che avrebbe bisogno di tante risposte. Io le do 5 minuti, ecco. 5 minuti. Poi la sì. gente si stanca, insomma. No, per carità, anche perché abbiamo dedicato
una discussione a una tematica molto complessa e attenzione, sì, e se vuole su questo argomento ci ritorneremo. Certo. Noi non siamo nostalgici, io non sono nostalgico della Democrazia Cristiana. La Democrazia Cristiana ha fatto il suo tempo, ma dire che la Democrazia Cristiana ha fatto il suo tempo non significa che anche la dottrina sociale della Chiesa ha fatto il suo tempo. Sono due cose distinte, sono due cose diverse. La dottrina sociale della Chiesa, oggi sostenuta e propugnata ad esempio da Papa Francesco, è una dottrina, un insegnamento attualissimo, perché se noi dovessimo dire che la dottrina sociale della Chiesa è superata, dovremmo dire che la nostra Costituzione italiana è superata. Invece è una Costituzione viva, attualissima, addirittura rimane come punto di riferimento per tutti gli altri stati. Ma perché questo collegamento tra Costituzione italiana e dottrina sociale della Chiesa? Perché per la realizzazione di questa Costituzione i cattolici, attingendo alla dottrina sociale della Chiesa, diedero un grandissimo contributo. Oggi, caro dottor Candela, le problematiche politiche sono molte, gravi, di una gravità al punto tale da poter essere alla soglia di uno scontro sociale grave. Sì, sì. E per altro verso, mi lasci dire, siamo dinanzi ad un personale politico molto limitato, cioè incompetente. Cioè noi abbiamo per un verso gravissimi problemi, per altro verso il rischio di giungere a uno scontro sociale gravissimo, per altro verso abbiamo un personale politico che è incompetente. Basta soltanto questa battuta. In Parlamento un deputato, non meno dico di quale partito era, perché posso sembrare fazioso, nel suo intervento dice: desidero essere circonciso nel mio intervento. Se non che il presidente del Senato intervenne dicendo: mi scusi, guardi che quella parola vuol dire tutt'altro. È una battuta che io ho desiderato mettere in evidenza, perché oggi l'urgenza italiana è avere un personale politico a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale di alto profilo culturale. Allora sì, i problemi possono essere risolti. I cattolici in politica significa cattolici che avete una competenza, che avete un alto livello di preparazione, è il momento in cui testimoniate i vostri valori, la dottrina sociale della Chiesa, l'insegnamento sociale della Chiesa nella politica, perché soltanto noi possiamo dare un contributo alla rinascita dell'Italia. Bene, io vorrei darle un là, ma la mia non vuole essere una polemica. A proposito della politica, abbiamo assistito a una notizia di ieri: l'assessorato all'identità siciliana è andato al partito della Lega Lombarda, della Lega del Nord, della Lega di Salvini. Cosa ne penso? Lei parlava di politica e io, sì, io devo essere sincero. Ho visto che c'è tanta polemica in giro. Sarebbe stata una scelta insensata e gravissima se questo assessorato fosse stato dato ad un componente della Lega venuta dal nord, perché bisogna essere razionali nel modo di parlare.
l'assessorato viene dato ad un siciliano. L'assessore sarà un siciliano, il quale fa parte della Lega. Tuttavia, la Lega si è dichiarata di essere un partito nazionale, non è più Lega Nord ai tempi di Bossi, ai tempi di Maroni, della Pivetti, che avevano una lettura prevalentemente nordica dell'Italia, ma si è dichiarata di essere un partito nazionale. E dunque, se si dichiara di essere un partito nazionale, vuol dire che è un partito che vuole valorizzare il regionalismo di ogni regione d'Italia. Per cui in un'alleanza di centrodestra, a dir il vero, che la Lega fosse presente in un'alleanza di governo di centrodestra, se del centrodestra, mi sembra che sia un fatto normale. Per cui, obiettivamente, pur non essendo io uno di Lega, io non sono della Lega, sono un moderato di centro, questa azione pregiudiziale obiettivamente non l'accetto. Sicuramente dalle tante reazioni che abbiamo potuto vedere non è il punto di vista di molti siciliani. Ecco, giusto certo, per non è stato un'ultima bene domanda, accolto. professore Di Natale, perché siamo proprio agli sgoccioli con Candela, vorrei farle un'ultima domanda, che è quella del nuovo arcivescovo che, diciamo, tra qualche giorno, tra qualche settimana sostituirà Don Franco, il cardinale Don Franco, ecco, un suo punto di vista. Bene, il nostro arcivescovo cardinale Montenegro si appresta a compiere il 75esimo anno di età. È stata una scelta, diciamo, oculata, perché sapendo che il prossimo anno deve rassegnare le dimissioni per i limiti di età, era giusto, e questo lo condivido, che fosse nominato il successore e lui fosse in questo anno e mezzo conoscere la complessa realtà della diocesi di Agrigento. È un sacerdote della diocesi di Trapani che ha svolto l'incarico di direttore dell'ufficio catechistico, e questo mi fa davvero tanto piacere, perché oggi più che mai nelle diocesi, non dico soltanto la diocesi di Agrigento, ma nelle diocesi occorre che ci sia una vera azione pastorale, cioè una vera azione apostolica, una vera azione di Chiesa sulla catechesi. Catechesi significa evangelizzazione. Ora, sapere che lui è stato direttore nella diocesi di Trapani dell'ufficio catechistico a me fa piacere. Seconda cosa, un aspetto che a me fa piacere è che lui è specialista in teologia morale, che è la mia materia, per cui penso di poter, col nuovo arcivescovo, di entrare anche in buona sintonia nella realizzazione di eventi che riguardano la teologia morale e, perché no, anche la bioetica. Ecco, ultima domanda per concludere, per essere anche là nel discorso che avevamo fatto. Ecco, quello che lei, insomma, in questi giorni sta cercando anche di portare avanti, legato in un certo senso ai cattolici sempre in politica, un progetto per la città di Agrigento. Sì, dottor Candela, perché siamo proprio agli sgoccioli e il tempo della registrazione, diciamo, è limitato. Rispondo, però per un motivo di correttezza, attenzione, io, Musumeci, non avrei dato la nomina di assessore ai beni culturali, all'identità siciliana, per un motivo prudenziale, non pregiudiziale, che sono due cose. Indietro, allora. Sì, no, era giusto che da parte mia facessi questa precisazione, non per motivi pregiudiziali.
ma per motivi prudenziali, per opportunità, che sono due cose diverse. Dunque, per quanto riguarda la domanda su cattolici in che senso opportunità? Cioè, chiarisca brevemente. brevemente è questo. Perché siamo in un momento particolare, Covid-19, la gente insomma No. questa nomina. No. Vorrei che lei, non ho capito bene, ecco. Allora, che significa di opportunità o meglio di prudenzialità? Fino a quando la Lega non chiarisce il suo comportamento reale nei confronti del sud e della Sicilia, allora io su un tema che riguarda l'identità siciliana Musumeci avrei preferito di no, avrei dato un altro, non per un discorso pregiudiziale, nel senso che tu Lega sei un partito localistico e sei un'offesa, ma fino a quando tu non mostri effettivamente una tua apertura mentale vera, reale nei confronti del sud della Sicilia e dunque partito nazionale, io prudentemente, ecco, questo assessorato non te lo do. Sono due cose diverse. Chiarissimo. Allora andiamo al progetto dei cattolici in politica. Abbiamo visto che ad Agrigento, come negli altri comuni dove si andrà a votare, le elezioni sono state rinviate per via di questa pandemia, mi sembrava anche giusto. Ecco, come vede lei questo momento per la democrazia, insomma, il vostro progetto per Agrigento, qual è il suo punto di vista? Cosa ha bisogno la città? Quale può essere la prospettiva, diciamo? Una città che ricordiamo da anni ormai transita negli ultimissimi posti delle classifiche nazionali, volente o nolente, insomma. Il dramma di Agrigento è che non ha avuto mai un progetto città, nonostante i piani regolatori, ma un progetto vero, autentico di rilancio della città non l'ha mai avuto. Che significa? Se vuole, anche su questo argomento, e ci tengo molto, caro dottor Candela, dedicherei una trasmissione. Che significa un progetto città? Un progetto città è come io possa avere nell'arco di un anno 1 milione di visitatori e possano questo milione di visitatori rimanere una settimana qui ad Agrigento. Cambierebbe tutto. Ebbene, mi limito soltanto ad alcuni punti affinché in un progetto città Agrigento potrebbe totalmente cambiare. Primo, far ritornare la Valle dei Templi o il parco archeologico come era nel Settecento. Nel Settecento tutto il parco archeologico era Colimbetra, significa che era un Eden. Il visitatore che veniva qui per assaporare tutto quel parco archeologico non poteva impiegare una mezza giornata come fa oggi, ma doveva impiegare una settimana come fece Goethe. Oggi il visitatore si limita a guardare quei 2 o 3 templi e se ne va via. Sbagliato. Allora, primo, riqualificare tutto il parco archeologico portandolo come era nel Settecento. Seconda cosa, lei vuole che su 1 milione di persone che restano stabilmente una settimana qui ad Agrigento non ci siano 50 persone che non vadano a comprare una casa del centro storico? Io farei una proposta a questo 1 milione. Ti do 1 euro, mi compri in 1 euro una casa. Io sono convinto che 50 compratori nell'arco di un anno noi li troveremo per il centro storico e significa rinascita del centro storico. Terzo punto, un vero grande progetto città, riqualificare davvero il centro storico e riqualificare, scusate, davvero il lungomare Falcone Borsellino. Se 50 famiglie ogni anno vanno a costruire il centro storico si riqualifica da sé. Terzo punto,
riqualificare davvero il lungomare di San Leone e le dune, facendolo diventare come Rimini, tutto riqualificare. Un'altra proposta, a mio avviso, la quarta, un vero progetto di città che dovrebbe avere Agrigento, avendo un palacongressi di queste dimensioni, riuscire ogni anno a realizzare 10 congressi internazionali di grande spessore e non trasformare o ridurre il palacongressi soltanto a delle manifestazioni di poco conto. Ricordo che alcuni anni fa addirittura facevano la mostra degli uccelli, ma che fa, scherziamo? Lei ben capirà che con queste 4 iniziative di grande spessore noi avremo realmente un nuovo progetto di città, una nuova città che darebbe lavoro, darebbe serenità, perché avere qui 1 milione di visitatori che stanno qui una settimana, posso assicurarle che le nostre condizioni economiche saranno totalmente diverse. Bene, professor Di Natali, noi la ringraziamo, abbiamo un po' dilungato nella nostra discussione, ma d'altronde abbiamo toccato tanti campi e tanti settori, diciamo, dal Covid anche alle cose nostre di Agrigento. Grazie, una buona giornata e un buon lavoro. Grazie, Buona giornata, dottor Candella. Grazie.